questo docufilm si vuole porre in qualche modo come primo lavoro su una realtà che è così importante nella città di Nuoro. Un lungometraggio che si propone di diventare la prima testimonianza documentaria della tradizione corale nuorese, un percorso lungo oltre 70 anni che viene raccontato in La città che incanta e Cori si raccontano, docufilm ideato da Pietro Pala per la regia di Valeria Polimene. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta questa mattina all'ISRE, che ha patrocinato e sostenuto la realizzazione del film. Nuoro, la città che incanta, quindi è questo viaggio sulla coralità nuorese, è un viaggio quindi emozionale dove ogni coro, abbiamo intervistato 10 cori, raccontano la loro storia, quindi da dove sono nati, come sono cresciuti nel tempo. Diciamo che non c'era nulla del genere in circolazione, è un documento che sancisce la presenza di questa peculiarità particolare di Nuoro, cioè 12 cori, 13 cori in un fazzoletto di terra. Col patrocinio si mette sicuramente un tassello importante su quella che è la storia corale, su quella che è appunto la storia di Nuoro negli ultimi 60 anni e la forte anche emotività che questo comporta nella comunità. A intervistare i maestri dei cori nel documentario l'etnomusicologo Luigi Oliva per un affresco che indaga anche il fenomeno contemporaneo della neocoralità. Appuntamento per la prima al pubblico con ingresso gratuito per sabato 12 ottobre all'Auditorium ISRE. È nato proprio per l'esigenza che ci fosse un documento, perché qui scherzare sui cori è come scherzare sui santi, è pericolosissimo.